Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il 2022 è stato l'anno nero dei rincari, con la guerra in Ucraina e la crisi energetica che hanno spinto al rialzo i prezzi di beni e servizi, portando a incrementi dei listini che hanno investito tutti i settori, dagli alimentari ai trasporti, dal turismo alla ristorazione. Lo afferma il Codacons, che alla luce dei dati definitivi sull'inflazione media del 2022 diffusi dall'Istat ha tracciato la mappa dei rincari che si sono abbattuti sulle famiglie italiane lo scorso anno. Analizzando voce per voce l'aumento medio dei prezzi, il podio spetta all'energia elettrica, salita del 110,4% rispetto al 2021, seguita dai biglietti aerei internazionali ed europei che crescono del 85,9% e dal gas al più 73,7%. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi si sono concluse le udienze al Tribunale del riesame di Catania per 21 indagati nell'ambito dell'operazione Terra Bruciata. Il giudice ha valutato l'attualità delle esigenze cautelari a loro carico, confermando la custodia cautelare in carcere per 16 soggetti, mentre per i restanti 5 ha disposto gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai Carabinieri di Randazzo tra il luglio 2018 e il gennaio 2021, ha consentito di monitorare le evoluzioni delle dinamiche associative del clan Laudani, individuandone l'attuale responsabile per l'area di Randazzo in Salvatore Sangani. La polizia di Palermo ha arrestato 2 soggetti pluripregiudicati poiché accusati di aver perpetrato una rapina ai danni del distributore di carburante Eni Station di via Ernesto Basile lo scorso 29 agosto. I 2, attraverso minacce con un coltello e percosse, avevano costretto uno dei dipendenti del distributore a consegnare 300 euro. I 2 soggetti si sarebbero poi allontanati a bordo di un'auto parcheggiata poco distante. Le indagini, svolte soprattutto mediante la visione dei numerosi impianti di videosorveglianza presenti in zona, hanno consentito di giungere all'identificazione dei 2. Un incidente autonomo si è verificato sulla A29 all'altezza dello svincolo di Capaci in direzione Palermo. Nonostante il forte impatto, il conducente ne è uscito illeso e non ha coinvolto nessun altro mezzo. Alla guida dell'auto un 44enne di Terrasini che non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. Una volta sottopostosi però all'alcol test, l'uomo è risultato positivo. I parametri erano infatti superiori a quelli consentiti per mettersi alla guida e alla luce di ciò la polizia stradale della sezione di Alcamo ha presentato una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.